Buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Oggi abbiamo in studio l'onorevole Alessia Rotta del Partito Democratico. Benvenuta onorevole. Grazie, buongiorno a tutti. Grazie per esserci venuta a trovare e ne approfittiamo della sua presenza per parlare di alcuni temi di attualità partendo dal tema caldo delle elezioni regionali. Dovrebbe uscire a breve la data o le date presunte per le votazioni, insomma un appuntamento che si preannuncia caldo. A giorni, come ha ufficializzato la ministra dell'Interno Lamorgese, sarà resa noto, cioè sarà fatto un DPCM in particolare per la data dell'Election Day. Sappiamo che sarà un unico giorno di elezioni, sappiamo che qui voteremo per le regionali e anche per le suppletive per quanto riguarda il Senato, purtroppo per la scomparsa del caro e compianto senatore Bertacco, che è stata una perdita per tutti noi, non solo per la sua forza politica di appartenenza per la nostra città. Quindi ci saranno le regionali, un appuntamento molto importante per tutti, e particolarmente in salita per noi del Partito Democratico. A proposito di governo o comunque di dialogo anche tra governo e regioni, c'è il tema dell'autonomia. Il ministro Boccia apre al dialogo e si sta spendendo per ovviamente arrivare a un risultato importante che anche il Partito Democratico comunque sostiene, no? Quello delle autonomie regionali. Beh, nei fatti sono successe due cose importanti, una simbolica però piuttosto importante. In onore della ricorrenza del Consiglio regionale, il ministro Boccia ha scelto di venire in presenza e di fare da qui appunto la sua riunione conferenza Stato-Regioni appunto da Venezia, e credo che sia non solo un fatto simbolico ma un gesto di riconoscimento ad una regione che tanto dà al paese. Questo però fa pandan con la concretezza, e quindi siamo fuori dai simboli, con la concretezza dimostrata da questo governo rispetto alle autonomie. Allora, quante critiche all'inizio ci sono state dal fatto che il ministro Boccia è pugliese, che quindi che l'autonomia non sarebbe rientrata nella sua agenda. Ebbene, ha dimostrato in maniera inversamente proporzionale, che avere una ministra invece di Vicenza su questo tema non aveva portato a grandi passi in avanti, nonostante il membro di coalizione, diciamo i 5 Stelle, fosse lo stesso allora con la Lega e anche oggi. Quindi io credo che le riforme camminino sulle gambe delle persone e quindi camminano anche su capaci ministri e politici che fanno quello che hanno promesso, anche se non vestono la casacca verde della Lega, non so se sia più verde o blu oggi, ma insomma è il colore di Salvini, ma in realtà l'autonomia, se ci sarà, e ci sarà, perché così ha detto il ministro Boccia sull'accelerazione dell'iter, si devono solo sciogliere il tema di quante competenze tengono le regioni, ma credo anche che abbia detto parole importanti rispetto a quanto è successo. Il disastro del Covid, l'esperienza dalla quale veniamo, ha fatto comprendere quanto è importante rendere autonome le singole realtà, naturalmente senza cedere ad un principio di sussidiarietà che è necessario per chi non ce la fa e per i cittadini che non hanno nessun merito o colpa di abitare in una regione piuttosto che in un'altra. Allora io credo che in questo senso abbiamo dato una prova importante e quindi siamo anche soddisfatti di questo.